Quale sarà il futuro del governo Conti? Sono in tanti a chiederselo. 2 giorni di fuoco attendono il premier Giuseppe Conti, che dovrà per forza affrontare la prova delle Camere per cercare di venire fuori dal pantano della crisi di governo. Il weekend ha visto il fermento dei partiti di maggioranza e di opposizione, fra chi cerca di capire cosa farà per la questione della fiducia e chi invece attende di conoscere da che parte tirerà il vento. Oggi incontro alla Camera, dove presenterà la sua relazione ai parlamentari e ottenere la fiducia dopo che Renzi ha ritirato la sua rappresentanza al governo dei 2 ministri e del sottosegretario. Ma la partita più ardua e difficile sarà al Senato, dove domani Conte dovrà cercarsi una nuova maggioranza e altri senatori che lo appoggeranno, anche se Renzi ha fatto sapere che si asterrà. Insomma, è un percorso tortuoso e difficile per il premier Conti al Senato, in quanto se non troverà la maggioranza sarà costretto a rassegnare le dimissioni al Presidente della Repubblica Mattarella. Intanto sul dibattito interviene l'agrigentino onorevole Michele Sodano, che afferma il suo incondizionato appoggio al premier Conte. La figura di Giuseppe Conte non è in discussione per il ruolo di primo ministro, questa è una certezza. Conte è la persona più adatta a governare l'Italia in questo momento, ha fatto riacquisire al nostro paese credibilità agli occhi dei maggiori leader europei, prova ne è che oggi siamo il primo paese per numero di vaccinazioni in Europa e che riceveremo una cifra record di 209 miliardi di euro con il Recovery Fund, dei soldi fondamentali per ricostruire la nostra nazione in profonda sofferenza. Per questi motivi è importante che questa crisi di governo venga risolta nel minor tempo possibile. Lunedì Conte verrà a Montecitorio a riferire, a farci capire come uscire da questo stallo, da questa crisi di governo voluta in maniera totalmente irresponsabile da Matteo Renzi. Oggi è il momento di lavorare, non ci sono solo i 209 miliardi di euro da spendere, non c'è una campagna vaccinale, ma per esempio ieri in Consiglio dei Ministri è stato votato un ulteriore scostamento di bilancio di 32 miliardi di euro, sono soldi che vanno alle nostre partite IVA, che vanno alle nostre imprese, alle nostre famiglie. Questo è il momento di mostrare responsabilità e per questo noi del Movimento 5 Stelle convintamente diciamo avanti con Conte.